Amici, oggi voglio portarvi sulle strade nelle quali si allenava Ottavio Bottecchia e anche al lago di Cornino. In questo momento stiamo percorrendo il ponte di Avons, situato tra i comuni di Verzegnis e Tolmezzo, definito la Porta della Carnia ed inaugurato nel 1913. Pensate che il costo per la sua realizzazione fu di 826.000 lire, di cui 413.000 lire coperte da apposito sussidio governativo. La posa della prima pietra risale al 2 aprile 1911 ed il ponte fu terminato 2 anni dopo. Ora gireremo a sinistra in direzione di Cavazzo Carnico, quindi proseguiremo per gli abitati di Mena, Somplago, Alesso, Avasinis, Peonis e, passando per le strade lungo le quali si allenava il famoso ciclista Ottavio Bottecchia e faremo una fermata al cippo a lui dedicato, arriveremo al lago di Cornino, all'interno della riserva naturale regionale del lago. Se giriamo a sinistra entriamo a Cavazzo Carnico, comune con quasi 1000 abitanti. Tra le cose da segnalare, la chiesa di San Daniele, che conserva al suo interno le pale seicentesche realizzate dal Tintoretto e dal Bassano. Lungo la discesa abbiamo superato Mena. Ora siamo a Somplago, in comune di Cavazzo. Proprio sulla curva si può ammirare la chiesa di San Valentino con il suo campanile risalente al XVII secolo e gravemente danneggiata dal terremoto del 1976. Questa che stiamo percorrendo è la strada regionale 512, un divertimento per i ciclisti soprattutto se scendono. Una bella sofferenza per chi, invece, percorre questa strada all'incontrario, con pendenze che arrivano al 9-10%. Ma forse è proprio più bello farla in salita piuttosto che in discesa. Ora giriamo verso destra e subito vediamo la centrale idroelettrica di Somplago. È costruita in una caverna e si trova sulla sponda nord-ovest del lago di Cavazzo. Alla nostra sinistra, invece, si trova il lago. Eccoci giunti ad Alesso, in comune di Trasaghis. Una curiosità fresca fresca è che per caso, proprio in questo periodo, è stata restituita alla parrocchia la statua di San Bartolomeo, trovata casualmente durante i lavori all'interno del campanile e nascosta in un canovaccio. Si pensa sia stata realizzata nel XV secolo.
Passato Alesso, attraverseremo alcuni borghi, come Borgo Oncedis, in direzione di Avasinis, anch'essa frazione di Trasaghis e famosissima per la festa del lampone e del mirtillo. Tali frutti sono colti dalle donne del paese all'alba, nelle giornate d'estate, e poi vengono trasformati in prodotti come confetture, sciroppi e grappe. Quindi, seguendo la strada provinciale 41, ci fermiamo per qualche foto al cippo dedicato ad Ottavio Bottecchia, celebre ciclista, vincitore del Tour de France del 1924 e nel 1925. La storia della morte di Bottecchia è ancora avvolta nel mistero. Avvenne il 3 giugno 1927. Partì alle 5 del mattino per allenarsi in sella alla sua bicicletta e alcune ore dopo venne trovato accasciato e sanguinante sul tratto di strada tra Cornino e Peonis, proprio quella che stiamo percorrendo. Ancora non si sa se si sia trattato di un malore a causa del quale è caduto o se sia stato aggredito per vendetta. Qualche settimana prima, il 2 maggio, il fratello Giovanni era stato investito dall'auto di Franco Marinotti, testimone di nozze di Mussolini e pezzo grosso del fascio. Bottecchia, nei giorni successivi, si era recato da lui per un risarcimento, ma alla fine se n'era andato probabilmente insultandolo e rifiutando le 100.000 lire offerte. Di qui l'ipotesi che non si sia trattato di un malore a causare l'incidente, ma bensì di una spedizione punitiva da parte dei fascisti. Ma ci sono anche altre ipotesi, come per esempio quella del pestaggio da parte di un contadino al quale si dice abbia rubato alcuni frutti, o di un pestaggio da parte di un marito geloso, o ancora da parte di uno spasimante della moglie. Una cosa è certa, tutti i ciclisti che passano per questa strada non possono far altro che pensare a questo grande campione vincitore di 2 Tour de France. Ed eccoci qui, quasi nascosto alla vista di chi non osserva bene il paesaggio, il lago di Cornino, il più limpido di tutto il Friuli Venezia Giulia. Mi auguro di tornare con più calma per queste strade, magari per un resoconto di viaggio più completo, perché la natura da immortalare da queste parti è veramente bella. Il ritorno lo abbiamo fatto percorrendo altre strade e fermandoci in una pasticceria per una buona fetta di crostata. Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito sin qui. Se il video vi è piaciuto e se vi fa piacere, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like. Personalmente non conoscevo la storia di Bottecchia e mi ha fatto piacere scoprirla proprio mentre pedalavo per le strade lungo le quali si allenava. E tu, la conoscevi? Fammelo sapere nei commenti. Un saluto in bici da Lucoral.